La notte di Natale è una notte molto molto particolare, è una notte bellissima, porta anche tantissime cose strane e molte di queste sono anche proprio belle e interessanti. Una di queste era molto nota a Tony. Tony era un uomo molto particolare, nel senso che era un uomo gentile, generoso, buono, non aveva grandi disponibilità, era un uomo che in qualche modo cercava di sopravvivere, molto spesso aiutando persone che avevano disponibilità andando a fare dei piccoli lavori nelle stalle o nei campi. E gli capitava spesso di andare ad aiutare Manny. Manny invece era un possidente, era un proprietario terriero con tantissime proprietà, proprio perché lui concedeva i prestiti alle persone che ne avevano bisogno, dopodiché aumentava gli interessi e alla fine si portava a casa i terreni di queste povere persone. Era estremamente tirchio, taccagno, legato al denaro e alle cose proprie, quindi nessuno lo sopportava, tutti lo odiavano, i suoi stessi parenti non lo frequentavano, nessuno più voleva averci a che fare se non purtroppo quando aveva bisogno, andava a chiedergli un piacere che poi gli costava tantissimo. Tony però conosceva solo lui bene da potergli chiedere un piacere. E qualche giorno prima di Natale va da lui e gli dice: «Senta, signor Manny, io avrei un piacere da chiedergli perché è una cosa che ho qui fin da quando ero bambino, ma non sono mai riuscito a capire, a sapere se poi sia vera o no. E volevo chiederle se lei mi può fare questo piacere». No, Famani, no, non chiedermi piaceri, guarda, i piaceri costano e io non voglio spendere, quindi non chiedermi niente perché io non ti voglio dare assolutamente nulla. No, ma tranquillo, signor Manny, la conosco. No, io voglio solo chiederle un piacere perché mi piacerebbe, se possibile, andare nella stalla a mezzanotte della vigilia di Natale, perché sempre mi hanno raccontato i miei nonni che a quell'ora le mucche parlano e io ci terrei veramente tanto a sapere se sia vero. Lei di mucche ne ha tante e se potessi venire qui alla vigilia di Natale mi piacerebbe tanto a mezzanotte andare a sentirle. Manny stava per mandarlo a quel paese, quando però gli è venuto un pensiero, ha detto: «Guarda, la vigilia di Natale io sono solo qua a casa, non accendo neanche il fuoco perché il fuoco costa, parenti non ne ho più che mi vengano a trovare, amici non ne ho, non so che cosa fare, quasi quasi andiamo lì alla mezzanotte così poi in osteria lo prenderò in giro per i prossimi mesi a venire e il povero Tony me lo strapagherà questo piacere». Allora dice: buon Tony, dai, ci mettiamo d'accordo, ci troviamo qui a mezzanotte meno un quarto e vedrai che va tutto bene, ti porto a sentire le mucche che parlano, già pensando proprio a quanto l'avrebbe preso in giro. Arriva la notte della vigilia di Natale, a mezzanotte meno un quarto i due si trovano davanti alla stalla, entrano dalla porticina che sta dietro la raccolta del fieno, in modo che le mucche non le possano né vedere né sentire, e si nascondono dietro la parete di legno che separa il fieno dalle bestie, e si siedono lì in mezzo al fieno, zitti, in silenzio. Passano i minuti, non succede nulla. Tanto lontano dal paese si sentono i suoni delle campane che chiamano le persone alla messa. Non succede niente, ormai mancherà sia no un minuto o due a mezzanotte, quando Manny si sente un crampo al ginocchio e sta per alzarsi in piedi e si sente rintoccare i 12 colpi della mezzanotte. In quel momento una voce gutturale appena al di là della staccionata dice: «Oh, stelle, se tu sapessi, ho la catena che mi sta tagliando il collo qua, guarda, sono tutta una piaga, mi fa un male e questo Manny che viene qui non mi ha mai curata, non mi fa mai niente, vede che sono tutta con le piaghe e assolutamente non mi cura. Sta tranquilla Roma, guarda, quest'uomo è veramente insopportabile, ci dà del fieno che fa schifo, è tutto pieno di muffa, è tutto marcio e lui continua a darci sempre queste cose per risparmiare, è un taccagno incredibile». E poi la terza mucca più giù: «E quando viene a mungere, mamma mia, quante botte che ci dà, quante botte, non è che ci dice spostati stelle, spostati Rome, no, arriva lì col bastone, pam, sulla schiena, Dio che male ogni volta». E le tre mucche stanno continuando a commentare, i due uomini che stanno zitti, e la quarta mucca laggiù in fondo dice: «Care compagne, state pure tranquille, tanto ancora 3 giorni, finalmente Manny morirà
e noi andremo sicuramente in qualche altra stalla che peggio di questa non potrà sicuramente essere. Tony e Manny nell'oscurità si sono guardati. Tony ha capito che non era proprio il caso di restare, piano piano è uscito dalla stalla e Manny però è rimasto lì seduto nel fieno a guardare per terra, non sapeva cosa fare, continuava a pensare a quello che aveva appena ascoltato e comincia a piangere, non riesce a fermare le lacrime, comincia a piangere perché si rende conto di quanto male abbia fatto non solo alle persone ma addirittura anche agli animali. Si rende conto che quando lui morirà nessuno verrà al suo funerale, ma tutti saranno contentissimi, uomini, donne e animali compresi. E quindi è lì che piange, non sa cosa fare, esce dalla stalla, ma andare in casa, tutto buio, neanche un filo di fuoco, tutto freddo. L'unico posto in cui c'è gente, l'unico posto in cui sente cantare, l'unico posto in cui sente un po' di felicità è la chiesa, e piano piano piangendo si dirige verso la chiesa. È lì che va su, entra nella chiesa che è gremita di persone, c'è un buchino nell'ultimo banco, è lì che si appoggia al banco sempre piangendo e la gente appena lo vede arrivare si allontana da lui, lo lascia lì da solo, è lì che continua a piangere. Finisce la messa, tutti escono, vanno a casa perché hanno la festa del Natale da cominciare e lui resta lì a piangere da solo. Poi torna a casa sempre piangendo e il giorno dopo decide di cambiare. Avrebbe dovuto ricevere la signora Maria in mattinata, sapendo benissimo che la signora Maria soldi non ne aveva e doveva farle firmare il contratto per la cessione del terreno che lui si sarebbe preso. Senza neanche aspettarla, va a bussare alla sua porta, le porta la cambiale che lei aveva firmato, gliela straccia davanti agli occhi, le fa gli auguri di buon Natale e se ne va. Va dai suoi nipoti, dai suoi parenti, dai suoi figli, porta loro dei regali che è riuscito a trovare all'ultimo momento, li lascia lì davanti alla porta, fa solo un saluto e si allontana perché sa benissimo che non l'avrebbero neanche fatto entrare. Poi torna a casa, prende il pacco di cambiali delle persone che gli devono dei soldi e uno per uno va casa per casa e glieli straccia davanti agli occhi, li saluta e fa loro gli auguri di Natale. Alla fine di quella giornata si sente veramente leggero, si sente contento, accende il fuoco in casa. È lì seduto a tavola, non ha niente da mangiare perché assolutamente lui non teneva niente da mangiare nel frigorifero o comunque nella dispensa, quando sente bussare e vede arrivare la signora Maria con una bellissima torta. Contentissimo la fa entrare, mangia la torta, il giorno dopo va in osteria e tutti che gli vogliono pagare da bere. Si rende conto che la vita è bellissimo avere tanti amici, è bellissimo conoscere tante persone che ti salutano per strada. Passa anche il secondo giorno, passa anche il terzo e lui è sempre più felice, ma si rende conto che quello sarà l'ultimo giorno della sua vita. Continua però, perché tanto vede che è una cosa molto piacevole, è contento, è veramente felice per la prima volta nella sua vita. Continua a fare quello che stava facendo, trascorre il terzo giorno, arriva il quarto e lui è ancora vivo, ma si sarà sbagliata la mucca, dice giorno più giorno meno, se non è oggi e domani, ma mi sa. È così che però lui ormai ha preso gusto, contento, condivide con gli altri, vede che comunque la gente gli arriva a casa, organizza delle cene, va a trovare gli altri, veramente fa una vita felice. Passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi e passano anche molti anni, perché Manny ha vissuto ancora molto molto a lungo, sempre in modo generoso, sempre in modo gentile, amato e ben voluto da tutti. Quando è venuto anche il suo giorno di morire, è passato a miglior vita, e quel giorno al suo funerale la chiesa era gremita, c'era talmente tanta gente che molti hanno dovuto restare all'esterno perché non ci stavano in mezzo alle navate, era tutto strapieno di gente. E il parroco nell'omelia ha voluto salutarlo e ha detto una frase che ancora adesso è scritta in una lapide grigia, ormai mezza dimenticata, in fondo a un piccolo cimitero della Carnia. In questa lapide c'è scritto: era troppo buono e Dio lo volle con sé. Marimea, con piedi, canolane, spine, flat, l'hai sentato, canzone di